No, I'm not a writer. Ciao cane, sei venuta a trovarmi, cane prostituto che ha paura che lo abbandoni. Adesso qua dovrebbe esserci un posto per le feci di cane, niente male. Vedi? Dove i cani vanno a fare tutte le loro feci, tutte le loro cose da cani, pericolosi e non. Beh, ma io se non mi faccio male... Vieni cane! No, qua ci sono i gradini. Peccato. Vabbè, adesso ti facciamo i gradini. No, che scendo. Boom, boom. E dopo ritorna su. No, col cazzo non ho voglia di prima mattina. Via, gira. Che non so anche se ci ricolleghiamo. Proviamo. Al massimo ci perdiamo in giro per la Slovenia. Secondo me adesso di qua. No, invece no. O invece sì. Non capisco, Amy. Non capisco. No, ci conviene girare là, non sai il cane. No, ci siamo persi di qua. Scusa. Ah, madonna. Ai. Gioia mia. Ai. Ui. Amore, devi essere meno rincoglionita. Si esce qua, ma qua è chiuso. Queste foto di vagina di prima mattina. Che bello! Guarda che sono vestiti! È andato! Guarda che fumo! Altro che il vostro camper! Cane, hai visto che posti? Guarda che punti della morte! Abbiamo appena visto, si è preso all'ultimo, c'era la rappresentazione storica, era partito il treno a vapore. Cazzo, adesso capisco perché dicevano che i treni una volta inquinavano. Cioè per 5 minuti ha lasciato l'aria irrespirabile, porca miseria. Ora è tutto chiaro. Guarda quanto bel verde in Slovenia, ci venivo in moto, in tenda, è sempre pieno, guarda anche là sotto, è sempre pieno di ruscelli, poi c'è il fiume, l'Isonzo, bellissimo. Noi abbiamo dormito stanotte lì, cioè no un cazzo, abbiamo provato a dormire stanotte lì nell'Isonzo, dopo ci hanno mandato via, tutti malvagi. Anche qua c'ero, quel ponte non ho capito, ha un qualche valore storico, però non lo conosco. Mi piace che mi portano in queste stradine così a giocare con la mia giovane vita. Guarda qua Tazzi che questo si è fermato, grande capo. Ah no, beh, è riparcheggiato. Vabbè, fatto bene lo stesso. Vabbè, speriamo bene. Senti come rampega in salita. A sto punto andavamo nel Triglav, cazzo. Wow. Bello, ma se passa una macchina come cazzo facciamo noi qua? Con i camperoni. Va bene, dai. Nino in bici, fermo, mi raccomando, fermo che ti passo. Eccola. Poi siamo altini. Yuri, non guardare giù che hai le vertigini, ok? Non guardo giù.
che c'è una macchina, non pinciarla. No, non la pincio, no? Sta tranquillo. Ok. Occhio. Vai, tranquillo. Ti dicono, ah no, non c'è salita. Buono cazzo che non c'è salita. Wow, che posticini. E adesso? Cazzo è successo? Andate più avanti che mi frappo anch'io. Vai Tato, vai che ce la fai. Non hai idea del burronazzo che ho a sinistra, porca di quella troia. Io riguardo avanti, beh almeno qua c'è il guardarella, dai, ti dà quel senso di sicurezza. Ah, Dio mio. Avere le vertigini e il camper che non tira un cazzo in salita non è proprio il massimo, Io lo dico. L'ho detto? Sì, l'ho già detto, a posto. Devo mettermi nel Google Calendar di odiarli un pochetto. Cioè, dove cazzo ci passiamo qua? Porca puttana, guarda che robe. Ciao, Dio caro. Cazzo, noi abbiamo il camper, porca troia. Vabbè. No, più che altro di non lasciargli la mansarda sopra. Posti bellissimi. Non guardare a sinistra, Giulia. No, guardare a sinistra. Guarda avanti, Tato. Fai la doppietta. Eccola. Spero di non lasciarci la mansarda. Ormai l'abbiamo fatta. Maledetti. Almeno in compagnia prendi meno paura, perché dai, vedi comunque quelli davanti. Basta che non sia peggio di così, perché sennò cazzo. Oh, beh, dai, un po' più di strada normale. Oh. Amy, cazzo, perché non guidi te? Vaffanculo. Trovi tutto già pronto te, Invece non è facile, It's not facile. Beh, siamo ancora vivi. Dai, ad oggi cos'è, il 3 giugno? Siamo ancora vivi. Allora, adesso stiamo andando. La Waka! Ciao Waki! Ciao! Che mi ha guardato, cara. Ho detto, ma che figo quel camper. Sì. Dicevo, stiamo andando in un ghiacciaio oppure dove si buttano i deltaplani, oppure tutti e due dormiamo dove si buttano i deltaplani. Figata, è andato via il sole, ma è bello lo stesso. C'erano le Wake. Dai, fermatevi a vedere le Wake, cazzo, non c'è un parcheggio. Guarda le Wake, guarda Amy le Wake, guarda. Le Wake, oh meno male si fermano. Guarda le Waki. Ciao, madonna che magra, ma che dai da mangiare? Ha le coste fuori, ciao Waki, che belle le Waki. No, andiamo già avanti, devo andare a accarezzare le Waki io. Vabbè, non accarezziamo le Waki. Hai visto Amy? Si poteva buttarci in parte qua. Le Wake, sì, le Wake, hai visto? Sì, guarda, Wake, visto? Sì, guarda che grandi. Ciao Wake, gli manca anche un cornetto. Ciao Tata, hai visto? Ti piace? Sì, lo so, sì. Ho capito. E cosa facciamo? Ci portiamo una vacca a casa? No, come fai? Inizia a piovigginare, e spero di non trovare salite ripide, perché sennò il mio camper fa veramente lo sgommamento. Porca di quella troia. E 1000 vallate, guarda, io mi sarei fermato qua e sarei andato a fare una passeggiata nei boschetti. Cosa c'è là? Cos'è quel pennuto? Ah, un corvo. Pensavo fosse un pennuto locale, invece no, è un corvo. Però anche il corvo, hai sentito cosa ha detto? Ci ha dato le previsioni meteo. Ha detto che in ogni caso non può piovere per sempre. I paesini tipici sloveni, vedi? Paesini tipici con le loro cose tipiche. Sono pieni di cimiteri, muore tanto la gente qua, C'è qua da vedere. Forse questa church qua, o forse devono diagolare. No, allora abbiamo tutti pacificamente e collettivamente rinunciato, tutti tranne il vecchio, quello giustamente al furgone, rinunciato ad andare sul ghiacciaio dove si buttano i deltaplani, perché i zingari qua davanti hanno anche trazione posteriore. Io ho già fatto l'esperienza di fare una salita con il camperino qua. Cosa succede?
e io ho tutto il peso dietro e trazione anteriore, e le gomme per carità magari un po' saranno anche vecchie, hanno tanto battistrada ma sono vecchie di età. E quella volta là a cos'era, in Abruzzo, ho tirato la sgomatata in salita, hai capito, andando su, e quindi figurati se vado su in queste mega salite con lo sterrato, perché fa tipo l'effetto leva, no? Quindi tutto il peso dietro, davanti è straleggero e ciao. Ciao, mi piace anche la montagna, ma tieni conto, ho sempre avuto macchine piccole, sportive, poi ho avuto la Smart, moto e tutto quanto, e là ci vai su come ridere, anzi è divertentissimo andare in montagna, ma con un camper vecchio, piccolo di cilindrata, con tutto il peso dietro, trazione anteriore eccetera, ragazzi, veramente è da panication, vero Emi? No? Tu dici no, ma te sei un cane disgraziato, non capisci un cazzo. Adesso sta anche piovendo bene, speriamo che la toppa là col compensato tenga, che magari sai con la pioggia e col vento si spacca, mi entra tutta l'acqua nel copripiumone, nel letto. Porca troia anche quella, vabbè dai, fra una settimana ho l'appuntamento che me lo cosano e mi cambiano sia la finestra, mi mettono la finestra più che altro. Poi il discorso del bagno che sotto mi perde, c'è un tubo rotto, e il famoso frigo, e la serratura ho preso anche, non so se te l'ho mai detto, no, credo di no, la serratura della fiamma da mettere fuori, perché all'inizio pensavo di avere la porta rotta, in realtà no, giravo poco la chiave, però va bene, una serratura in più non mi dà fastidio. Un po' di strade normali, vi faceva schifo farle tutte così, porca troia, almeno la gente ci passa, no? Bisogna andare a risparmio e fare strade larghe 1,5 metri, cazzo. Mi guarderei il coste a massa, vero? Sì, vabbè dai. Sono un altro shakerato per bene il camper oggi, porca troia, tutte queste curve. Adesso siamo su strada normale, vedi? Ha smesso anche di piovere. Speriamo che il tempo stia così perché c'è un clima, guarda, eccezionale, sto andando via. Sono in canottiera, ok, però con i finestrini chiusi, senza la ventilazione, quindi sto veramente da Dio come clima qua. Ok, adesso ho iniziato il guardrail, c'avevo un stracazzo di burrone a destra, porca troia. Ne pian, cazzo! Porca troia, non sono abituato io con l'abitazione qua a rampe gas su questi burroni della morte che ti dicono oh guarda com'è bella la vita se ti giri dall'altra parte e torni indietro. Oh, fanculo. Abbiamo 2 punti: quando sei in discesa con un camper sparato non frena molto bene. Dai che è tornato fuori il sole, il sun. Che cazzo siamo qua? Andiamo dentro casa della gente. Emmy, non so, qua gli piacciono le stradine strette perché devono stare tutti vicini, no? Cari. Lei mi si è presa anche 2 zecche sotto il mento, ma mi ha mai prese così tante zecche come quest'anno? Allora io ho sempre avuto cani, negli ultimi 15 anni 0 zecche, mai presa una. Quest'anno lei ha perso il conto e io ne ho prese 2, cioè allora è incredibile, cazzo. Porca miseria. Cos'è qua? Occio. Gatto suicida. Oh, gatto impazzito. E qua i gatti si fanno di erbagata di cattiveria, È venuto fuori sparato in strada, ha mollato una derapata e è tornato dentro. Guarda là in alto a sinistra, c'è un falco, cavolo, non so se lo vedi la GoPro. Eccolo, ce l'abbiamo sopra. Non un cazzo, è un falco, è un'aquila quella, ma che grande. Ci sono le aquile in Slovenia. Può essere? Vabbè, comunque nei nostri infiniti cambi di programma adesso stiamo andando al mare, non ho la minima idea dove, ma ha detto in un posto selvatico, che vuol dire selvaggio, e dopo domani si torna in Slovenia. Hai capito, cane? Andiamo al mare, dopo quando ci fermiamo ti tolgo le zecche. Vedi, queste sono le strade che piacciono a me, larghe, con 2 corsie, addirittura con le linee di demarcazione della corsia, guarda che robe. Qua vai dappertutto, vai ovunque, guarda. Vero cane? Via, oh, ecco qua il mare. Vieni a fare il bagnetto. Speriamo che sia un posto dove puoi fare il bagnetto anche tu. Cioè, tu puoi fare il bagnetto ovunque come lo può fare chiunque altro, però qualcuno si è inventato che qualcun altro non può fare il bagnetto. Tipo la partita una volta che i neri non potevano andare in spiaggia. Villaggio del pescatore, dicevo sempre di girare dentro di qua, non sono mai andato, adesso vado, hai capito? Un
pincio anche l'albero qua. Aspetta, perché adesso sento zecche ovunque, no? Perché sai che quando parli di zecche dopo senti dappertutto. Dimmi cane, tu vuoi il cibo, ma il tuo cibo da cane è dentro il camper, la casa. Io ti dico, io adesso Che faccia a cane bastonato morto di fame. Di che ti manca il cibo, di, vero? come sono fatto tutto quanto.